Allora, buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Praticamente abbiamo quasi finito il campionato, mancano 3 giornate e abbiamo la situazione in fondo alla classifica. La Sampdoria già, come sappiamo tutti, si fa la sua Serie B, purtroppo, mi dispiace ma è così, è andata così. Ora abbiamo altre 3 squadre, Spezia, Verona e Cremonese, che lottano per la salvezza. La peggiore di tutti è messa la Cremonese. La Cremonese ha 26 punti, Verona 30 e Spezia 30. Mancano 3 partite, come dicevo, la peggiore messa è la Cremonese, a 26 punti e a 4 punti da Verona e Spezia. Ora il programma di queste 2 squadre non è che sia bello per la Cremonese. La Cremonese le ultime 3 partite della Cremonese sono in casa, c'ha il Bologna, all'Olimpico la Lazio, poi in casa la Salernitana. Verona invece c'ha la partita Bergamo con l'Atalanta, in casa c'ha l'Empoli e a Meazza il Milan. Quindi voglio dire, Verona non è che scherza. Spezia c'ha il Lecce fuori casa, poi in casa con il Torino e all'Olimpico con la Roma. Oh, signori miei, qua tutto può succedere. Quindi la Cremonese intanto con Bologna e Salernitana deve fare punti, poi le altre 2 possono perdere dei punti strada facendo, a Bergamo il Verona con l'Atalanta, a Meazza col Milan, poi in casa con l'Empoli c'ha qualche chance. Lo Spezia qui va a Lecce è tranquillo, non potrebbe dare tanto fastidio, poi in casa con il Torino e all'Olimpico con la Roma. Comunque stanno da giocarsela queste 3 squadre fino alla fine. Poi che abbiamo la zona Champions del Napoli già è bello che è tranquillo, festeggia ogni domenica, o vince o perde ormai. Comunque, secondo posto c'è la Juventus a 69 punti, Inter a 66, Lazio 65, Milan 61. Beh, la Juve vuole chiudere al secondo posto per ogni evenienza, per evitare qualsiasi problema, visto che ancora abbiamo dei punti che ci devono dare di penalizzazione. Più punti fai meglio è per rimanere tra le prime 4. Comunque il percorso finale della Juve, abbiamo l'Empoli ad Empoli, poi allo Stadium abbiamo il Milan, bello scontro diretto, e poi l'ultima Udine con l'Udinese. Si devono vincere tutte e 3, non c'è bisogno che lo dico io. Poi c'è l'Inter, terzo posto, che al Maradona incontra il Napoli, in casa l'Atalanta e l'ultima a Torino contro il Torino. Diciamo che Napoli non ha tutte queste pretese, vai, sono in vacanza, poi in casa hanno l'Atalanta e a Torino il Torino, ma non dovrebbe avere problemi. La Lazio a 65. Oh, signori miei, però voglio dire,
Ancora c'è 3 partite, hanno da dire qualcosa. Hanno da dire qualcosa ancora per la Champions League, per l'Europa League, per la retrocessione. Campionato ancora ci deve dire tante cose.